Dal 31 marzo obbligatoria la fatturazione elettronica, cosa cambierà nel rapporto tra i fornitori e le pubbliche amministrazioni? Cambia molto perché sicuramente ci sarà una maggiore trasparenza nel rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione. Ecco, dal punto di vista anche della tempestività, della celerità nel poter evadere le pratiche, le fatturazioni, ecco, questo sarà anche un aspetto positivo. Certo che è un aspetto positivo, ma nell'ambito sempre del rapporto tra le pubbliche amministrazioni e le imprese. Ecco, le Camere di Commercio come si metteranno a disposizione per agevolare questo percorso? Le Camere di Commercio hanno previsto un programma che è messo a disposizione gratuitamente di tutte le piccole e medie imprese, dando la possibilità di poter trasmettere fino a 24 fatture l'anno presso una pubblica amministrazione, quindi offrire questo servizio alle piccole imprese, e quindi c'è una riduzione dei costi che è stato previsto in termini di qualcosa come 500 euro l'anno. Superato questo limite delle 24 fatturazioni, che cosa succede? Superato questo limite non possono più utilizzare questo programma, devono rivolgersi a un'azienda specializzata con un altro programma. Si cambia pagina, fatturazione elettronica, ecco, le Camere di Commercio della Sicilia sono pronte per affrontare questa nuova impostazione. Sì, senz'altro, perché le Camere di Commercio della Sicilia fanno parte di una rete nazionale, quello del sistema camerale che è gestito da Infocamere, che io oggi rappresento, e quindi è pronta, così come lo è stata nel 2004, quando è partita la pratica telematica del registro delle imprese. Anche adesso è pronta per dare un supporto alle imprese per adeguarsi alla normativa che vuole la dematerializzazione, non vuole più carta, vuole che tutto sia tracciato, e ha messo a disposizione delle imprese un portale per le piccole e medie imprese completamente gratuito, per emettere, gestire, monitorare e conservare a norma la fattura elettronica. Indubbiamente significherà un momento di approfondimento, perché è chiaro che qualunque nuovo strumento e qualunque novità, se questa deve portare dei benefici, deve essere ben conosciuta. Ecco, noi stiamo svolgendo e intendiamo svolgere questo ruolo di formazione e di informazione delle imprese, delle associazioni di categoria e degli enti pubblici. Stamattina con questo convegno ci rivolgiamo a loro con una grandissima partecipazione, proprio perché il nostro obiettivo primario è quello di svolgere un'azione accanto e per le imprese.